Allarme e sicurezza. Dopo il ritiro nel marzo dello scorso anno, i militari impiegati nell'operazione Strade Sicure potrebbero presto tornare. Ne hanno discusso il sindaco Giacomo Possamai e il prefetto per sostenere la pressione necessaria nei punti caldi a ridosso della stazione. Nelle scorse settimane, infatti, il sindaco aveva scritto una missiva al ministro Piantedosi con una specifica richiesta. Una parte del nuovo contingente, i 400 uomini che erano stati assegnati a 3 città italiane nel corso di un Consiglio dei Ministri di agosto, vedesse anche la presenza di Vicenza, quindi che ritornasse l'operazione Strade Sicure a Campomarzo. Vicenza l'ha ospitata dall'autunno del 2017 fino a marzo del 2022, poi ad aprile dell'anno scorso sono stati assegnati questi contingenti alle zone di confine orientale, era il momento dello scoppio della guerra in Ucraina. Adesso che il governo ha deciso di aumentare il contingente, la richiesta è di assegnare una parte di questo contingente anche a Vicenza perché torni a verificare, a pattugliare la zona di Campomarzo e del Quadrilatero. A pattugliare nei dintorni della stazione fino al 2022 erano 12 unità. La mancanza dei militari, molto apprezzata dai cittadini, si era fatta sentire, scombussolando gli equilibri nella lotta al degrado. L'ex sindaco Rucco aveva pertanto intensificato la presenza della polizia locale e l'impiego di vigilantes privati nelle vicinanze di Park Verdi. L'arrivo dell'esercito potrebbe meglio sostenere il progetto del sindaco Possamai di istituire il vigile di quartiere. È chiaro che in un momento in cui c'è una grande carenza di organico nelle forze dell'ordine e quindi Vicenza ha bisogno di personale, l'esercito, così come era stato dal 2007 al 2022, può aiutare nella presenza sul territorio. È altrettanto evidente però che non diminuisce in alcun modo la necessità assoluta che a Vicenza siano assegnati maggiori agenti, più agenti, e questo vale per tutte le forze dell'ordine perché la città ha bisogno della presenza dello Stato.